A Porto Empedocle non si vota per le amministrative, ma la criminalità intende ugualmente scendere in campagna elettorale con messaggi inquietanti. Un proiettile verde annodato con del filo di ferro è stato ritrovato all'interno del cantiere edile, impegnato nei lavori di sistemazione della via Roma. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza della porta principale d'ingresso del municipio. Un messaggio intimidatorio rivolto all'impresa che si sta occupando degli interventi, ma gli inquirenti non trascurano il particolare del ritrovamento del proiettile proprio davanti al comune, nonostante il cantiere sia vasto. Come si sa, candidato a sindaco di Agrigento è proprio Lillo Firetto, attuale primo cittadino empedoclino. Delle indagini si stanno occupando i poliziotti del commissariato Frontiera. Lui, Firetto, non intende commentare né il ritrovamento del proiettile né il possibile significato. A trovare il proiettile il dirigente dell'ufficio tecnico comunale. Ieri si è rinvenuto un proiettile di fronte all'ingresso del municipio. Abbiamo denunciato al commissariato questo fatto e le forze dell'ordine stanno indagando. I lavori stanno proseguendo, come voi potete anche vedere. Abbiamo qualche difficoltà, sempre incontriamo qualche difficoltà con le fognature, però insomma cerchiamo di superarle e entro giugno comunque pensiamo di consegnare l'opera alla città. A questo punto, oltre a quello che si vede nella prima parte di via Roma che è completa, in questa seconda parte ci saranno, possiamo dire, due sorprese, due novità. Sì, ci sarà una fontana che verrà in asse con la piazza Kennedy che voi state inquadrando. Questa è la novità, e poi nella fontana stessa verrà un'opera del maestro Agnello. Dispiaciuti ed allo stesso tempo allarmati si dicono i commercianti della via Roma. Io spero che questa storia di questo proiettile non blocchi i lavori e rallenti. Già i lavori vanno a rilento di per sé. Come in effetti l'ultima volta abbiamo organizzato una manifestazione chiedendo all'amministrazione, all'impresa e ai dirigenti comunali di accelerare i lavori. Ora non vorremmo che questa storia, potrebbe causare un blocco dei lavori. Noi ancora una volta chiediamo che i lavori vadano più velocemente perché stanno andando molto a rilento.